Durante il XIII secolo le conquiste di Gengis Khan e dei suoi successori fecero in modo che l'Eurasia entrasse in un periodo di stabilità e libertà di circolazione di merci, persone e idee sotto il governo dei sovrani mongoli. Al periodo dell'espansione mongola seguì infatti quello della pace mongola o Pax Mongolica. L'espansione della potenza mongola, che dalle steppe nordorientali aveva raggiunto l'Europa orientale e la Cina, aveva creato una rilevante continuità territoriale attraverso i due continenti e uno spazio commerciale omogeneo, sebbene la stabilità e la pace in questione fossero mantenute grazie a un rigido controllo militare mongolo. La gestione mongola delle rotte di comunicazione tra le fiorenti economie europea e cinese permise una ricca circolazione di beni che attraeva i mercanti stranieri, anche grazie alla presenza di istituzioni che facilitavano e sostenevano il commercio, aumentando l'ipotesi di profitto e diminuendo i rischi. Tra queste ricordiamo le società commerciali o ortok, la riduzione dei dazi doganali, il sistema delle stazioni postali YAM e la circolazione della carta moneta.